Il mese di agosto è quello che solitamente si pensa più a rilassarsi dopo un anno di lavoro e diventa un po' più difficile pensare anche a chi ne ha bisogno, anche se riconosco che la nostra provincia, i nostri donatori stanno rispondendo molto bene, ma la necessità di sangue è sempre impellente. Le nostre aziende sanitarie ci stanno chiedendo sangue e dobbiamo comunque soddisfare questa richiesta assolutamente, gli ammalati ci contano. La provincia di Treviso è autosufficiente. Noi stiamo così dando sangue alle aziende sanitarie che ne fanno richiesta ovviamente, perché questo è il bello della nostra associazione, collaborare, fare rete per soddisfare appunto le richieste. In questo momento Verona ci sta chiedendo sangue, Padova anche. Ovviamente per loro hanno delle attività importanti come i trapianti, tutte quelle attività che richiedono molto sangue. Un esempio per tutti, un trapianto richiede a volte quasi un centinaio di sacche o di 50 sacche, 60, dipende dalla gravità del trapianto, pertanto loro hanno questa necessità importante e noi come avesini ci sentiamo di dare anche a loro il sangue. Qualcuno ci dice sempre che, ma lo sappiamo anche noi, che il nostro dono è silenzioso, il nostro dono è gratuito ovviamente, ma il silenzio lo facciamo in silenzio, però dobbiamo gridare il perché lo facciamo e lo facciamo per gli ammalati. Si può donare tutti i nostri centri trasfusionali, che sono 6, li cito, sono Castelfranco, Montebelluna, Treviso, Oderzo, Conegliano e Vittorio Veneto, e in tutte le nostre domeniche di raccolta associativa e comunque sul sito anche del nostro, o su Facebook o sul nostro sito si vedono tutte le date delle domeniche, basta telefonare anche all'Avis provinciale per chiedere informazioni o rivolgersi alle comunali, dove abbiamo praticamente 90 comunali che gestiscono la raccolta e gestiscono il territorio di tutti i nostri donatori. Con la donazione si esce sempre con un sorriso, sapendo di aver fatto una buona azione per il prossimo. Ma penso che a volte si ha paura un po' del lago. Ieri parlavo con una persona e ha detto sono terrorizzato del lago, ma penso che tutti noi abbiamo un po' paura del lago, però questa si supera e penso che la donazione porti a noi tutti un arricchimento assolutamente. In questo momento, ripeto, c'è necessità di sangue di tutti i gruppi sanguigni e non siamo ancora in criticità, ma non vogliamo arrivarci, e sono certa e ci conto veramente che i donatori della nostra provincia rispettino quello che hanno comunque deciso di fare, il dono del sangue.